Per la prima volta, dal 1976, Radio Libertà vince il microfono d'oro, l'Oscar della radio italiana. Lo vince per i primi 100 anni di questo strumento così straordinario e lo vince grazie a Chilometro Zoom, condotto da Lorenzo Viviani e Antonino Danna. Auguri a tutti noi. We are the champions. Va ora in onda Filo Diretto. Buonasera a tutti, questo è Filo Diretto con Matteo De Sio e sono qui a sostituire il microfonato d'oro. Avete sicuramente sentito il jingle iniziale, Antonino Danna e il grandissimo anche Lorenzo Viviani, che sostituirà anche lui Antonino poi il venerdì. Un Antonino che adesso è a fare la rassegna stampa. Benissimo, iniziamo subito con, sempre bello essere in diretta, iniziamo subito con il dirvi che il telefono della radio, se volete intervenire in diretta, perché questa Filo Diretto è la trasmissione in cui la vostra partecipazione conta un po' di più, il numero della radio è 02 92 29 47 222. Invece, se volete mandare i WhatsApp, i messaggi, il numero per il WhatsApp è 340 67 09 659. Grazie ovviamente per la vostra innanzitutto attenzione, poi se volete anche partecipazione, perché è importantissima la vostra partecipazione, non solo ovviamente in questa trasmissione ma in generale. Grazie. Vogliamo subito iniziare con un'intervista del nostro Antonino con Celeste Vichi, che è la presidente dell'Unione Associazione Italia-Israele, e parlerà a voi anche della lettera che ha mandato al presidente del Senato e della Camera, la russa e Fontana, e assolutamente ci tengo che voi ascoltiate l'intervista. Allora, stasera noi abbiamo di nuovo il gradito ritorno di Celeste Vichi, che è la presidente dell'Unione Associazioni Italia-Israele. Celeste, allora, voi avete mandato una lettera nella quale si discute del riconoscimento dello Stato di Palestina. A quali interlocutori l'avete spedita e perché? Allora, innanzitutto un saluto affettuoso a te Antonino, agli ascoltatori di Radio Libertà. E dunque sì, una precisazione: noi siamo voluti come associazione intervenire in seguito alla discussione che si è tenuta alla Camera la settimana scorsa, relativa ad una mozione sul riconoscimento dello Stato di Palestina presentata dal Movimento 5 Stelle. E mozione che non è passata peraltro, ma nel corso della quale diciamo è emerso anche diciamo da parte di alcuni parlamentari l'opportunità, nella discussione che si è tenuta, l'opportunità di adottare la definizione di antisemitismo dell'AIRA, che è l'International Holocaust Remembrance Alliance. E quindi abbiamo ritenuto di intervenire politicamente su questo punto, inviando una lettera ai presidenti delle due Camere, ai capogruppo dei diciamo singoli dei singoli gruppi dei partiti politici all'interno di Camera e Senato, e anche alla Presidente del Consiglio Meloni. Quindi abbiamo scritto questa lettera chiedendo quello che noi stiamo facendo ormai da tantissimi anni come associazione, che si arrivi appunto all'adozione in Italia della definizione di antisemitismo AIRA. Che cos'è questa definizione? È diciamo appunto una definizione che contiene tutta una serie di indicatori e ci dice cosa è antisemitismo. Quindi
e cosa non è antisemitismo. Quindi tutta una serie di esempi pragmatici e tratti soprattutto dall'esperienza della vita reale che stigmatizzano casi tipici di antisemitismo, tradizionali, da quello diciamo più di matrice cattolica, classica, ma anche quelli più moderni, che sono il negazionismo, la negazione della Shoah, il ridimensionamento e il riduzionismo della Shoah, e poi fa un passo avanti, cioè pone la equiparazione tra antisemitismo ed antisionismo, perché oggi l'antisionismo è e rappresenta il nuovo antisemitismo e riconosce il diritto dello Stato di Israele ad esistere, e oggi questo principio è un principio cardine, cioè non riconoscere lo Stato di Israele ad esistere è una forma di antisemitismo. L'antisionismo, infatti, a nostro avviso, forse è il volto più accettabile dell'antisemitismo. E quindi noi abbiamo insistito con le istituzioni affinché si arrivi ad una legge dello Stato italiano che mutui, che riprenda integralmente i contenuti di questa definizione, con questi 11 esempi e indicatori, perché riteniamo, oggi come oggi, che l'adozione di una legge sia l'unico strumento, l'unico grimaldello, l'unica pietra miliare in grado di porre fine a certe condotte antisemite che vediamo consumarsi anche nel nostro paese. Cioè, quando vediamo la scrittrice Parodi che piange e si lamenta, sbatte i piedi dicendo che odia tutti gli ebrei, che odia tutti gli israeliani dal primo all'ultimo, che odia tutti quelli che, come anche la sottoscritta e come numerosi iscritti alle nostre associazioni, non solo, difendono gli israeliani, dovrebbero essere arrestati, dovrebbero finire appesi a testa in giù. Beh, questo è antisemitismo, per cui arrivare a una legge in grado di punire queste condotte, queste affermazioni pericolose che creano anche un clima di timore negli ebrei italiani, non solo, stiamo vedendo cosa succede anche in tutta Europa. Ecco, mettere una legge è, secondo noi, l'unico strumento in grado di fermare e sanzionare questo fenomeno. Aggiungerei anche un'altra cosa. In questi giorni una recente ricerca che abbiamo presentato anche nel corso della rassegna stampa qui in radio dice che un italiano su 5 è apertamente antisemita e che tutto questo è esploso col 7 ottobre. Ma perché, ti domando? Certo, esattamente, è proprio questo, è caduto il velo, perché diciamo, si è sempre detto in passato che essere antisionisti e essere contro Israele non significa essere contro gli ebrei, e invece il 7 ottobre ha fatto cadere il velo, cioè l'odio nei confronti di Israele ha riacuito anche l'odio più antico, più retrivo nei confronti degli ebrei, cioè è quello che abbiamo scritto anche nella lettera alle istituzioni. Si tratta esattamente dello stesso odio che colpisce, che uccide. Ricordo infatti anche in Francia, pochi giorni fa, 2 settimane fa, una ragazzina è stata aggredita, stuprata perché è ebrea, e tutte queste manifestazioni di odio si sono verificate dopo il 7 ottobre, quindi questo dimostra quello che è il nesso e il legame profondo che c'è tra l'odio contro Israele e l'antisemitismo, perché dovete sapere che l'antisemitismo è come una testa, un mostro, come l'idra, un mostro a più teste, che riemerge ogni volta in forma diversa. Cioè, noi siamo portati a pensare che l'antisemitismo sia stato purtroppo solo quello della Shoah, ma l'antisemitismo muta a seconda delle circostanze sociali del periodo in cui siamo, e quindi oggi il nuovo antisemitismo è l'antisionismo. Questo sicuramente. E infine, la dimostrazione è che
anche frasi, quando sentiamo manifestare diciamo, nelle manifestazioni pro-Pal gli slogan come Free Palestine dal fiume al mare, e quindi dal fiume, il fiume Giordano fino al mare Mediterraneo. Questo vuol dire che in mezzo al fiume e al mare non ci deve essere niente, Israele non ci dovrebbe essere, il che vuol dire quello sì, il riconoscimento di un genocidio, perché secondo questa impostazione gli israeliani non avrebbero, e gli ebrei non avrebbero diritto ad esistere. Ricordo che infatti il 7 ottobre, quando i terroristi sono arrivati a compiere i loro massacri nei kibbutz, non è che gridavano ammazziamo gli israeliani, gridavano ammazziamo gli ebrei. Quindi questa ondata di antisemitismo è stata instillata dall'abbracciare questa ideologia di odio islamista contro lo Stato ebraico. Ecco, questo vorrei che fosse chiaro un po' per tutti. E vorrei infine dire anche un'ultimissima cosa. Purtroppo in questi giorni si parla tanto sì, di riconoscimento, Stato della Palestina, 2 popoli, 2 stati, poi saranno le parti in causa a decidere cosa vorranno fare, ma il raggiungimento di una pace in questo momento passa solo attraverso la liberazione degli ostaggi di cui non parla disgustosamente più nessuno. Questi ostaggi ancora in mano di Hamas sono dimenticati e quindi noi vogliamo mantenere alto il livello di tensione su questo tema. Esatto. Celeste, avete avuto risposte dopo l'invio di questa lettera? È successo qualcosa? Allora, per il momento abbiamo avuto dei feedback positivi dalla Lega, siamo stati non ufficiosamente ufficialmente contattati da altri partiti. Per il momento non posso darvi altre anticipazioni, però la cosa sta destando molta attenzione, questo lo posso confermare. Molto bene. Allora seguiremo l'evoluzione della cosa e torneremo a raccontarla e a vedere che risposte avrete. Peraltro vorrei anche ricordare che in questo momento la Lega è l'unico partito che ha depositato in Senato un progetto di legge in cui si richiama la definizione AIRA e sulla lotta all'antisemitismo. Quindi ecco, noi vorremmo anche riaccendere l'attenzione e il dibattito politico su questo aspetto, perché comunque torno a dire che la lotta all'antisemitismo deve essere una lotta trasversale a qualsiasi partito politico, deve sicuramente vederci uniti, ed è una lotta che tende ad espellere le forze estremiste sia di destra ma anche di sinistra, e per cui è una campagna di civiltà in cui noi crediamo fermamente. Perfetto. Allora alla prossima e avanti con questa battaglia di civiltà. Grazie. Grazie a voi. Un grandissimo intervento, una grandissima intervista di Antonino. Ringraziamo per questa testimonianza che è stata fatta proprio con il cuore in mano. Lo potete ascoltare dalle parole, dalle emozioni che la signorina Celeste Vichi ci ha proprio trasmesso su un tema che è poco dibattuto, non solo in Italia, ma a livello mondiale. Quanto sia stato sdoganato l'antisemitismo anche nei confronti degli ebrei, perché è importante sottolineare che qui nessuno vuole la guerra. Anche la Lega stessa è sempre stata a favore della pace, sia in Ucraina, ma anche in Israele e in Palestina, ma non si può negare assolutamente che il 7 ottobre è stato un attacco di un'organizzazione terroristica, non
del popolo che risiede in Palestina, e per questo Israele si sta difendendo contro questa organizzazione terroristica che utilizza purtroppo, perché nessuno vuole vedere quelle immagini, non vi è purtroppo un buono e un cattivo, ma lo Stato di Israele si deve difendere e a farne le spese, mi spiace dirlo, purtroppo sono i civili palestinesi. Ha citato l'intervistata tantissimi episodi, ora di vi è un'escalation antisemita in Francia. Stiamo vedendo appunto la ragazzina che, se leggete l'articolo di Rai News, parla proprio di una ragazzina di 12 anni che è stata stuprata da ragazzini sempre di 13 e 14, quindi probabilmente ragazzi che sono stati influenzati, sono stati manipolati, hanno avuto un lavaggio del cervello brutale da parte dei loro genitori, e 3 adolescenti hanno quindi deciso di violentare una ragazzina più piccola di loro, una bambina anzi. 3 ragazzini hanno deciso di violentare una bambina di 12 anni per ragioni che mi sento anche di dire che non conoscono neanche loro stessi. Ma questo è tutto questo clima di odio che si è creato anche nei confronti di chi alla fine come colpa ha solo quella di esser nato di una religione diversa, e che non ha fatto del male a nessuno alla fine. Chi è ebreo non è detto che sia in Israele a sparare sulle persone, non è detto che debba subire ritorsioni, ma questo è il clima che si è creato in Francia, tra l'altro, quindi dove vi è più cattiveria nei confronti degli ebrei, ma non vi è nessuna ripercussione politica su un gruppo di minoranze che tra un po' diventeranno probabilmente anche la maggioranza in Francia, ovvero quella musulmana. Non so se avete visto anche in Francia c'è chi addirittura ha ipotizzato un attentato in Francia per la cattedrale, la Notre Dame di Rouen, la cattedrale di Rouen, che è stata data alle fiamme durante la ristrutturazione, un incendio all'aguglia nella cattedrale che è la più alta di Francia. Quindi un monumento storico, un esempio della nostra cristianità, un monumento storico della nostra cristianità, delle nostre origini religiose, dato fuoco durante la ristrutturazione. Ovviamente parlare di complotti è dura, è complicato, probabilmente anche sbagliato, però insomma sta andando tutto storto per quanto riguarda il reparto, l'aspetto religioso. Siamo qui quindi a documentare un ulteriore, come la Notre Dame di Parigi tra l'altro, un'ulteriore fantastica chiesa. Guardate le foto anche solo su Google Immagini, ma sui vari siti, una fantastica chiesa, una fantastica cattedrale che ha avuto dei danni durante la meritata ristrutturazione. Veramente triste. Vediamo anche una Francia che è ancora, ne avevam parlato le scorse puntate su questa rubrica, ma anche con Pier Vittorio, una Francia che sta sprofondando sempre di più nell'antisemitismo, con l'appoggio della sinistra mélenchoniana, possiamo chiamarla così, che non condanna gli eventi, non condanna gli atti, non condanna neanche il ragionamento dietro gli atti, che probabilmente è anche l'azione più importante da fare. Non condanna niente, sta in silenzio, guarda cittadini francesi come lui stesso in difficoltà solo perché son trovati a essere di una religione diversa. E un articolo del giornale del 4 novembre 2023, non si parla quindi di tempi
troppo distanti, troppo in là con il tempo. L'articolo del giornale di Filippo Jacopo Carpani parla proprio di un ingresso vietato agli ebrei e l'escalation antisemita in Francia. Le scritte sono comparse sui muri di un negozio a Parigi, una settimana dopo l'esempio delle stelle di David. Altro esempio, ovviamente, dato che si parla purtroppo di ebrei, che è stato lasciato nel dimenticatoio. Tra la comunità ebraica francese cresce la paura, che non è finita neanche nel 2024, purtroppo. Continuano gli episodi antisemiti in Francia, paese che sta configurando come centro dell'odio anti-ebraico. A Parigi sono comparse le scritte "fuori gli ebrei" e "ingresso vietato agli ebrei", fuori da un negozio nella Rue de Clichy, nel 17° arrondissement. Mi scuserete per la pronuncia. È evidente il richiamo al periodo nazista, in cui agli Juden era vietato entrare in molti esercizi commerciali in Germania e nei territori occupati dal Terzo Reich. Lì vi era un'ideologia politica, qui vi è un'ideologia politica, nel senso che si parla di, probabilmente, magari anche di attivisti di sinistra, magari anche di musulmani, quindi sia politica sia religione combinata. Continuando con l'articolo, questo avvenimento è solo l'ultimo segnale d'allarme per la comunità ebraica francese, vittima di una recrudescenza di un odio riesploso in concomitanza con l'inizio del conflitto tra Israele e Hamas. Dal 7 ottobre, quindi 7 ottobre 2023 a 4 novembre 2023, quindi in un solo mese praticamente, anzi meno di un mese, sono 817 gli episodi di antisemitismo segnalati alle autorità d'Oltralpe, più di quanti ne sono verificati nell'intero 2022. Ma questo, ripetiamo, è colpa di chi è la colpa? Quindi è la colpa di una politica che non comunica nella maniera corretta con i cittadini, di una stampa che, per cercare di accattivarsi una minoranza sempre più imponente, non fa niente, non denuncia questi atti, ma continua una comunicazione sbagliatissima per quanto riguarda un conflitto così complicato e che non inizia il 7 ottobre, come quello dell'Israele e della Palestina. Siamo di fronte veramente a una stampa, ma anche a una politica, ripetiamo, che possiamo definire, se non complice, ma che mette benzina sul fuoco e non vuole accettare la responsabilità. È veramente tristissimo. Altre notizie poi, sempre di questo calibro, sempre di questo antisemitismo francese. Un articolo del 5 luglio 2024, quindi l'altro ieri praticamente. Francia, 88enne aggredita e insultata, sporca ebrea, questo è ciò che meriti. Una donna di 88 anni è stata aggredita fuori Parigi da 2 aggressori che l'hanno spinta a terra, presa a calci e chiamata sporca ebrea, mentre la tensione per il crescente antisemitismo continua a ribollire in Francia. L'aggressione è avvenuta la settimana scorsa e la donna ha sporto denuncia alla polizia locale lunedì, secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Figaro. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'attacco avvenuto nella Val d'Oise, a nord di Parigi. L'anziana donna ha raccontato che stava recando una visita medica quando 2 aggressori l'hanno attaccata alle spalle. L'hanno colpita con un pugno in faccia, l'hanno spinta a terra e l'hanno presa a calci mentre le lanciavano insulti antisemiti, tra cui sporca ebrea, questo è ciò che meriti. Secondo la denuncia, l'anziana donna indossava una collana con la stella di Davide, che ha permesso agli aggressori di identificarla come ebrea. Credo che abbiano visto la mia collana, altrimenti non l'avrebbero capito, ha detto la donna. La vittima, 88 anni, ha riportato la rottura di un dente, dolore alla schiena e al polso, oltre ad angoscia mentale e incubi.
la parlamentare, la nipote, scusate, la nipote è una parlamentare israeliana. Questa forse è la colpa della povera anziana. La parlamentare israeliana Sharon Haskell ha riferito giovedì che la vittima era sua nonna e ha descritto gli aggressori come due teppisti arabi. Ha cercato di nascondere l'accaduto alla mia famiglia perché era imbarazzata e si vergognava, ma non c'è riuscita, ha detto Haskell a GNS. Quindi siamo di fronte a probabilmente un attacco mirato, identificati per la stella di Davide, questa anziana che ha 88 anni, quindi probabilmente per tanti anni non ha mai avuto ripercussioni, non ha mai avuto paura di indossare il simbolo, come il nostro crocifisso per i cristiani, il simbolo della propria religione. Siamo di fronte quindi a una situazione veramente, veramente triste. Mi viene da dire incommentabile no, perché possiamo assolutamente condannare questi fatti, ma rabbia che si aggiunge a rabbia è veramente, veramente, veramente complicato. Andiamo avanti però con una notizia, con le notizie, dagli Stati Uniti, anche perché avete visto quello che è successo, sicuramente avete visto quello che è successo, quella che per noi era il sabato sera, l'attentato a Donald J. Trump, l'attentato al candidato alle presidenziali del Partito Repubblicano. Il ragazzo che ha attentato alla vita del predecessore di Joe Biden era un ragazzo di 20 anni, anche lui repubblicano, e quindi la polizia ancora, l'FBI ancora, quella che vedete nei film, quella che vedete nelle serie TV, un FBI che, può controllare addirittura a quante volte sei andato in bagno, un FBI che ancora non riesce, una notizia di questa mattina, non riesce ancora a trovare i motivi dell'attentato al ragazzo. Ma riepiloghiamo quello che è successo questo sabato per noi sera, per gli americani era ancora pomeriggio. Ci troviamo di fronte a questo comizio elettorale di Donald Trump che sta correndo, che sta cercando di vincere queste presidenziali contro il candidato presidente, per il Partito Democratico Joe Biden, l'attuale presidente degli Stati Uniti, il candidato che ha battuto Donald Trump alle presidenziali del 2020, un Donald Trump che ehm, si è dimostrato spettacolare nel dibattito presidenziale, che sembra già da prima di questo attentato, sembra che fosse ormai lanciato verso la futura nomina da presidente. Un Donald Trump che quindi stava parlando in questo comizio elettorale in Pennsylvania e, a un certo punto si sente uno sparo, purtroppo però perde la vita uno del pubblico. Purtroppo, anche Donald Trump, rimane ferito, avete visto l'orecchio, un pezzo di orecchio che è saltato via per colpa del proiettile. Un Donald Trump che è stato subito assistito dai servizi segreti che lo stesso The Donald ha elogiato dopo l'accaduto, servizi segreti che hanno cercato di metterlo subito in sicurezza dopo lo sparo, ma servizi segreti che per alcuni, non hanno fatto bene il loro lavoro nel cercare di mettere in sicurezza la zona, però, servizi segreti che al momento dello sparo non si può dire che non abbiano cercato di mettere la propria vita in gioco per salvare quella del candidato alle presidenziali del Partito Repubblicano Donald Trump, e quindi su questo va loro un applauso. Il resto, non sono un esperto e quindi lascio a voi la parola, se magari c'è qualcuno, di voi esperto in sicurezza pubblica. The Donald che, tra l'altro
avete visto anche nelle immagini in cui alza il pugno al cielo, dopo che la situazione era ormai degenerata, il pubblico che è rimasto incredibilmente calmo, c'è anche questo da notare, un pubblico che probabilmente, essendo pieno di repubblicani, era pronto a rispondere al fuoco, ma l'assalitore, il ragazzo di 20 anni, che ha dato praticamente la vita per cercare di togliere la stessa vita invece a Donald Trump, la polizia ha subito sparato al ragazzo e messo fine alla sua vita. Il ragazzo, ripeto, di 20 anni, senza nessun precedente penale, un ragazzo tranquillo, un ragazzo che faceva parte del partito repubblicano americano. Non si capisce quindi ancora il motivo, non vi sono ancora notizie certe. L'unica notizia che sappiamo di The Donald è che oggi dovrebbe, come riporta anche l'ANSA, oggi dovrebbe annunciare il suo vice. Vedremo chi sarà. Ci sono tantissimi nomi, ne abbiamo analizzati in passato, tantissimi nella rubrica del lunedì mattina. E bisogna dire che tutti i media vicini al Partito Democratico hanno sbagliato nel riportare la notizia. Abbiamo una CNN che tra l'altro, appena è venuto il fattaccio, il misfatto, parlava di un Trump che era inciampato da solo. Un titolo assurdo, poi è stato corretto successivamente, però inizialmente, appena si cercava notizia, io cercavo in quel momento della notte di mettere insieme le notizie per la rassegna stampa, e quando ho cliccato, pensavo fosse una notizia, mi ero illuso che fosse magari una notizia di CNN per cercare di equiparare Donald con Biden per quanto riguarda la salute psicofisica. Invece CNN aveva un corrispondente a Rally, CNN che è affiliata alla sinistra democratica americana, CNN che quindi ha fatto un articolo ridicolo, ma anche gli stessi politici americani hanno sbagliato a rispondere, a reagire, se si può dire così, all'evento, perché hanno parlato di violenza politica, perché hanno cercato di sottolineare come non si possa vivere in un paese in cui vi è una violenza politica. Non hanno parlato quindi di attentato, non hanno assolutamente inserito la parola attentato nei loro post sui social, quindi hanno parlato al loro elettorato come se fosse un evento violento, sì, ma in cui The Donald non abbia rischiato di perdere la vita, come invece è stato. Cioè, siamo veramente di fronte all'assurdo. Ora Joe Biden, con questa comunicazione in cui cerca di mostrarsi, cerca di reinventarsi come il nonno buono, parla proprio di una nazione che non deve cedere alla violenza, una nazione che è stata anche aizzata, anche dai democratici, non solo dal cattivone The Donald, ma anche dai democratici, più volte contro Donald Trump, un Donald Trump definito eh, con ogni aggettivo, con ogni insulto possibile, un Donald Trump definito corrotto, un Donald Trump definito assolutamente ogni volta bugiardo per ogni dichiarazione. Prima i giornali democratici, prima i politici americani descrivevano un The Donald come bugiardo senza ovviamente però andare sul merito, che ricordiamo è l'unica cosa da fare quando si parla di questioni serie. Anche al dibattito ehm, si è parlato sempre di un
Ok, una chiamata, siamo felici di Sì, ascoltare. buonasera signor De Fio. Io volevo Buonasera. parlare dei 75 anni della NATO, Sì, perché dicono che il pericolo è alle porte e la protezione dell'Europa. Nel frattempo, signor De Fio, i membri della NATO invitano i partner, e ci siamo dentro anche noi, no? certo. A reintrodurre il servizio militare obbligatorio. Se non si vogliono usare le armi atomiche, i campi di battaglia ucraini lo dimostrano, mi sembra, c'è bisogno di tanti uomini a disposizione. Allora sì che la deterrenza, secondo me, atlantica potrebbe venire meno, ma per ora speriamo essa serva a spegnere l'incendio. La Grazie. saluto, buonasera. Grazie per Buonasera. l'intervento. Sì, stiamo assistendo purtroppo a leader francesi come Macron, come ha denunciato, tra virgolette, ovviamente, lo stesso Matteo Salvini. Anche i tedeschi sembrano molto, molto bellicosi. Stiamo assistendo a leader europei che si scordano, non vedono quello che invece sta succedendo in Ucraina, no? Quello che sta portando la guerra, quello che sta portando uno scontro a fuoco, perché anche le armi convenzionali possono radere al suolo senza problemi una città. Sono riusciti a farlo gli alleati negli anni 40 con Milano, in cui la città è stata bombardata, è stata rasa al suolo per circa il 70%. Anche altre città in Germania sono state rase al suolo all'epoca, si parla degli anni 40, ormai 80 anni fa praticamente. Anzi, senza il praticamente, si parla ormai di 80 anni fa. Con le armi convenzionali moderne non c'è bisogno dell'atomica per mettere un paese in seria difficoltà. Quindi che sia il nostro appello, penso anche dell'ascoltatrice, deterrenza sì, ma mai sull'offensiva, che sia sempre una deterrenza difensiva, che non si cerchi di aumentare i toni, che non si cerchi di surriscaldare i toni, perché una guerra non lascia vivi, veramente. Abbiamo commentato più volte anche con Pier Vittorio nelle rassegne stampe, anche con voi ascoltatori, radioascoltatori, che ci seguite per fortuna anche nelle rassegne stampe del sabato con Pier Vittorio. Abbiamo commentato più volte di leader europei che sembrano usciti dai cartoni animati, che sembrano usciti dai libri, che sembrano usciti da lavori di finzione, sembrano proprio i personaggi, quelli bidimensionali, cattivi, che però non maturano, che non cambiano coi tempi. Purtroppo sembra sia questa la comunicazione, le parole che ci vogliono raccontare sia i leader sia alcuni giornali vicini alle idee di questi leader. Purtroppo per noi e purtroppo anche per loro, perché non si rendono conto delle complicazioni. Andando avanti, continuando con notizie sempre non bellissime, se così possiamo chiamarle, ma non tristi come una possibile guerra. Tanti, anzi, alcuni radio host locali delle radio americane denunciano che lo staff di Joe Biden, subito dopo il dibattito e oltre, è solito mandare alcune domande ai radio host da fare, poi questi radio host, questi conduttori dovranno fare poi al presidente Joe Biden, senza poi però che questi conduttori possano invece fare loro stessi domande al presidente. Parliamo quindi di radio che sono neutrali, non sono affiliati a nessun partito. Parliamo quindi di radio che sono vicine, molte volte è successo che erano vicine magari a una minoranza,
nonostante questo, questi conduttori denunciano che non si può lavorare in questo modo, con le domande concordate, senza la possibilità di fare loro stessi delle domande al presidente, domande che soprattutto in questo periodo storico servirebbero anche per l'elettorato del presidente Joe Biden, anche per capire ehm, come poter votare a queste elezioni sempre più sul drammatico, sempre più spinte sul drammatico purtroppo invece che sul razionale, invece che sui contenuti. Ovviamente non è sempre colpa di uno o dell'altro candidato, ma abbiamo visto come il presidente Joe Biden non si è fatto problemi nel dibattito, non solo ad andare sul personale, ma a tirare fuori la vicenda, tra l'altro possibile, probabilmente fittizia. Abbiamo visto anche il processo, che è sembrato il processo che adesso vi dirò, la vicenda di Donald Trump che ha tradito la moglie negli anni 2000. Un Donald Trump che è andato a processo per questo, perché avrebbe usato, avete ascoltato anche i vari editoriali del direttore Sallusti su questo, ha utilizzato del denaro destinato alle campagne elettorali per coprire la vicenda. Quindi parliamo veramente di un processo, tra l'altro basato sulla testimonianza dell'avvocato che era un amico, sì, di Donald Trump, ma è un testimone non molto affidabile perché è stato condannato più volte per frode, e parliamo appunto di un fatto personale, perché anche se avesse utilizzato i soldi della campagna elettorale, non sono i soldi il problema di Donald Trump. Non è un tradimento anche un problema per gli elettori americani. Abbiamo visto come Bill Clinton, non c'è bisogno di citarlo ogni volta, però forse si deve. Bill Clinton, che è stato rieletto dopo lo scandalo di Monica Lewinsky, non sono queste per fortuna le qualità che si vedono in un leader politico. Eh, Sono altre, anche lo stesso tradimento. Lo tradimento, l'importante è che non sia politico, l'importante è che non sia un tradimento degli ideali, ma che sia un tradimento fisico, amorevole. A noi persone comuni può interessare il giusto, se non per il gossip con gli amici al bar. E tra l'altro, rimanendo nella politica americana, i democratici che stanno continuando a cercare di trovare una combinazione, una strada per cambiare il presidente Biden, per cercare di cambiare il candidato alle presidenziali. Ma come abbiamo detto più volte, solo il presidente Biden può decidere di togliersi, di non essere più lui il candidato alle presidenziali del Partito Democratico. Ripeto queste volte, magari per chi ci ha seguito più volte in vari programmi diversi, però non è detto che abbiate il tempo, la voglia di seguirci su più programmi, quindi è giusto ripetere un'informazione così vitale. Parliamo una chiamata, ecco, ascoltiamo subito. Grazie, salve, buonasera. Buonasera. Ho sentito nominare Bill Clinton, è forse quell'elemento che ha dato ordine all'Italia dal 2000 avanti, 2001, che le banche diventassero tutte speculative rubando soldi a tutti, gli italiani in particolare, che tra l'altro si sono permessi anche di pagarsi i loro debiti supremi americani, cioè chi li ha pagati? Noi, è dichiarato. Volevo dire solo questo, grazie. Grazie a lei sempre grazie a voi in generale, grazie a lei per l'intervento, grazie a voi in generale per intervenire, perché date sempre spunti interessanti. Bill Clinton è sempre il presidente, non so se avete visto anche quando la moglie si era candidata alla presidenza nel 2016, Bill Clinton che sembrava veramente un prequel, un predecessore di Joe Biden, sembrava veramente fuori di sé. Se guardate poi i video, gli occhi, faceva quasi impressione. Un Bill Clinton che è stato presidente poi più volte dei democratici. Quindi Joe Biden, presidente dei democratici,
che se la prende con Donald Trump per il tradimento, mentre Bill Clinton, presidente dei democratici, tradiva la propria moglie. Perché? Ma il concetto non è che mal comune mezzo gaudio, no? Cioè entrambi hanno tradito, quindi entrambi sono negativi. No, entrambi non sono negativi perché non sono fatti che riguardano noi persone comuni, a meno che non avvenisse un fattaccio veramente, veramente grave. Intanto Joe Biden, una delle ultime notizie, ha ordinato una review, quindi una revisione di tutto quello che hanno fatto i Secret Service, quindi gli agenti dei servizi segreti, durante l'attentato alla vita dell'ex presidente Donald Trump. Quindi stiamo vedendo un Joe Biden che sta sempre di più cercando appunto di apparire come la persona calma, tranquilla, sensata dei due presidenti, ma ovviamente abbiamo visto la sua vera natura durante il dibattito. È sembrato di più un personaggio isterico. Abbiamo visto anche tanti che sono lamentati, non so se voi l'avete visto sui social, parlando proprio di servizi segreti che non sono stati affidati a Kennedy Jr., che è l'altro candidato, diciamo che è l'altro grande candidato, ovviamente con percentuale molto minore rispetto a Joe Biden e Donald Trump, ma è l'altro grande candidato alle presidenziali americane. Ma perché Kennedy Jr. non ha la sicurezza dei servizi segreti? Non perché in questo caso non c'entra niente, non ha alcuna influenza il presidente Biden, ma semplicemente perché Donald Trump è un ex presidente, quindi ad ogni ex presidente vi è una sicurezza, vi è un manipolo di, adesso possiamo anche chiamarli eroi per quello che hanno fatto con Donald Trump, un manipolo di persone che cerca di preservare, cerca di salvare la vita per quanto possibile agli ex presidenti. Avete visto anche poi le foto a terra con Donald Trump. Ritorniamo. Una chiamata, grazie, ti ascoltiamo. Sì, sono io. Buonasera. Ciao, sei mio figlio. Allora, io sono Lucia, chiamo Napoleano. Esco un attimo dal seminato. Volevo dire, è già da un po' che avrei voluto intervenire su questa cosa, perché quando parlate di Putin e della Russia, continuate a dire peste e corna di Putin, dell'aggressore, che è qui, che è pazzo, che è qui, che è qua, che è... Quando invece anche tanti che parlano in radio, che vengono a fare i discorsi di radio, raccontano veramente com'è stata la storia della Russia, perché la Russia ha invaso l'Ucraina, del perché cos'era successo e anche di quello che si stava facendo la NATO, che stava facendo la tabula rasa intorno, aveva messo basi missilistiche lì sul confine, tutti gli lavoratori che lui ha distrutto. Insomma, è inutile che sto qua a parlare di tutte le cose che ci sono state, però sento tanta gente quando parla in radio che dice queste cose. Però il mantra della radio è che Putin è un invasore, Putin è un aggressore, Putin è come si chiama quando che comanda solo un dittatore. Queste cose mi sembra che non siano proprio così. Ecco, non so, ho esposto il mio pensiero, giusto o sbagliato che sia, un po' che volevo dirlo, volevo sentire cosa dicevi. Ma lei grazie dell'intervento. Innanzitutto, voi tutti radioascoltatori avete sempre il diritto di esprimere ogni pensiero che ritenete opportuno. Bisogna vedere i punti di vista. Per noi, se lei è radioascoltatrice, ma non solo lei ovviamente, ma chiunque non abbia
una cattiva opinione di Putin, allora innanzitutto fa gli interessi del proprio paese, quindi quello decidete voi se è un aspetto negativo o positivo. Potete essere super partes oppure potete ritenerlo negativo perché voi italiani, quindi occidentali, vi sentite tra virgolette attaccati, ma è semplicemente quello che voi provate, quello che voi potete poi pensare, potete poi trattare, potete poi pensare che sia qualunque politico, che sia Putin, che sia Joe Biden, che sia Donald Trump, che sia il nostro Presidente del Consiglio, a seconda del punto di vista. Dato che la radio in generale la radio sposa il pensiero in questo momento atlantico, quindi ci riteniamo, almeno penso che la maggior parte dei giornalisti qui, dei collaboratori, si ritenga occidentale, quindi veda Putin come nemico, ma non è il nemico quello dei cartoni, come dicevamo prima, semplicemente è un personaggio in questo momento ostile per noi occidentali, ma non in generale, si può essere assolutamente super partes. Pausa jingle. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. E abbiamo una chiamata. Buonasera. Pronto Matteo? Buonasera. Buonasera, sono Mauro di Reggio. Dunque, io non voglio sindacare su invasore o invaso perché sono cose che rappresentano il discorso che si faceva 2 anni e mezzo fa. Rimane comunque costante una cosa, che da parte dell'Ucraina con il Donbass, che è russofono, hanno fatto per 8 anni quello che volevano. Quello che ti voglio dire io è che forse che non è riconosciuto da tanti, ma è vero, è che la presenza degli Stati Uniti in Ucraina risale esattamente al 92, l'anno dopo dell'indipendenza, il primo gruppo di supporto militare. Anche perché c'è una cosa, quando c'è stata la guerra in Iraq, per cui noi avevamo contribuito come NATO, quando Cocciolone e l'altro sono stati abbattuti, per dircela chiara. Il terzo contingente come numerica presente in Iraq erano gli ucraini, che erano stati equipaggiati e sovvenzionati dagli Stati Uniti, no? A spese dei contribuenti degli Stati Uniti. Solo questo. Per quanto riguarda il discorso della guerra Russia-Cina, cioè Russia-Ucraina, è stato solo ed esclusivamente un rapporto, perché non è Russia-Ucraina-Russia, è una guerra che hanno fatto economicamente con l'Europa, anche perché l'Europa insiste a dire che siamo un continente, quando invece siamo solo la parte occidentale di un continente che è l'Eurasia. Abbiamo perso quello che poteva essere il supporto del gas che ci veniva a noi. La Germania ne ha approfittato quando è stata fatta l'Europa, perché è solo una foglia di fico, perché serviva per conquistare i paesi dell'ex patto di Varsavia, ed è una trappola, un labirinto dove non c'è porta d'uscita. Rimane comunque costante il fatto che quando la Nuland disse a Euromaidan EU fuck you, cioè vaffanculo, Europa, per dircelo chiaro, il rapporto è tutto qua. Rimane comunque provato il fatto che c'era un contingente nella guerra dell'Iraq. Ciao. Grazie per l'intervento. Insomma, sembrate veramente molto molto ferrati sull'argomento. Vi ringrazio. E attenzione, secondo me comunque bisogna rifarsi al discorso che mi ha sempre fatto il mio professore negli Stati Uniti. Parlava proprio di una guerra politica, economica, insomma, lo scontro, il terreno di gioco cambia ovviamente da
da potenza a potenza. L'importante è sapere che tutte le potenze in campo mondiale sono sempre in guerra, chi più chi meno, fra loro. Noi diciamo da cittadini, innanzitutto dobbiamo azionarci e sperare, senza che ovviamente vi faccia io il discorso, perché non devo insegnare niente a nessuno, però dal mio punto di vista dobbiamo metterci in testa che bisogna rimanere vigili, come fate anche voi, ascoltatori della radio, che fate sempre interventi puntuali, ripeto. Dobbiamo sempre azionarci, perché ci saranno sempre scontri fra uno e l'altro schieramento, e nel caso una superpotenza, la superpotenza mondiale, mettiamo conto gli Stati Uniti in questo momento, che se anche se magari non tutti sono d'accordo, in questo momento sono la superpotenza mondiale, se decidessero di isolarsi totalmente, ovviamente, totalmente togliendo ogni rapporto con il mondo esterno, il mio professore di scienze politiche negli Stati Uniti mi diceva proprio che vi era il rischio che un'altra superpotenza sicuramente avrebbe preso poi il suo posto come forza dominante. Quindi noi come cittadini, in questo caso cittadini occidentali, ma come cittadini del mondo, come cittadini italiani, dobbiamo sperare, dobbiamo puntare sul rendere il conflitto il meno violento, il meno complicato, anche il meno anche difficile da digerire per le nostre tasche. Quindi se le superpotenze, se le multinazionali, se dei vari stati vogliono scontrarsi fra loro, ecco, che non ricadano su di noi le loro battaglie. Adesso però è il momento della rassegna stampa serale, per accompagnarvi poi alla rassegna stampa della mattina. Cominciamo con l'ANSA che apre con: ebbero una condotta incauta. Scusate, si è aperto purtroppo una pubblicità. Insomma, ci danneggiano anche le pubblicità di internet, ma ecco che si apre. Grazie anche al regista che ha condiviso lo schermo, grazie mille. Condotta incauta, sentenza shock per 7 morti del terremoto dell'Aquila. La Corte d'Appello, niente risarcimento e spese a carico dei familiari. Altra sentenza shock nell'ambito dei processi civili per i decessi nel sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009. La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato il pronunciamento di primo grado del 2022 che aveva scagionato la Presidenza del Consiglio dei Ministri da ogni responsabilità per la morte di 7 studenti in vari crolli nel terremoto di circa 15 anni fa. I familiari delle giovani vittime non solo non avranno nessun risarcimento avendo assunto una condotta incauta, ma dovranno anche pagare le spese legali, quasi 14.000 euro. Secondo i giudici, insomma, le cause sono da ricercare nelle decisioni assunte dai ragazzi, assolvendo da ogni colpa, come in primo grado, la commissione grandi rischi che si era riunita all'Aquila il 31 marzo del 2009, 5 giorni prima del tragico sisma, lanciando messaggi rassicuranti. Sulla vicenda il Tribunale dell'Aquila aveva prima condannato a 6 anni 7 scienziati che avevano partecipato alla riunione, per poi assolverli in appello, ad eccezione di Bernardo De Bernardinis, l'allora vice capo della Protezione Civile, la cui condanna a 2 anni è stata confermata anche in Cassazione. De Bernardinis, che aveva presieduto la riunione al posto dell'allora capo della Protezione Civile Nazionale Guido Bertolaso, aveva inviato subito dopo messaggi rassicuranti che avrebbero indotto gli aquilani a non prendere le misure tradizionali, tra cui quella di uscire di casa dopo una scossa. Contro il pronunciamento della Corte d'Appello dell'Aquila è probabile che ci sarà il ricorso in Cassazione. Veramente una notizia che lascia a bocca aperta. Ritornando all'articolo, stando ai giudici di secondo grado non ci sarebbero prove certe delle rassicurazioni in relazione alla condotta dei giovani. Mancherebbe quindi il cosiddetto nesso causale per attribuire responsabilità di natura civile.
I ragazzi non sarebbero stati condizionati e dunque rassicurati dalle risultanze dei comportamenti dei componenti della commissione grandi rischi presenti all'Aquila 5 giorni prima del sisma e nemmeno dalle dichiarazioni TV di De Bernardinis e alla stampa dall'allora sindaco Massimo Cialente. Lascia stupiti, insomma, questa sentenza. Per fortuna c'è anche il ricorso di Cassazione. Andiamo avanti. Prima, appunto, con la notizia che ve l'ho letta in precedenza, il titolo. USA 2024, Trump annuncia oggi il suo vice. L'ex presidente, tutti i casi su di me dovrebbero essere archiviati. E infatti, una notizia arrivata tra l'altro poco prima della diretta da Fox News, in inglese purtroppo, parla proprio della corte in Florida che ha assolto, anzi ha proprio dismissed, ha annullato il caso per quanto riguarda i documenti classificati che Trump avrebbe in teoria, secondo l'accusa, tenuto in casa. Una corte in Florida che ha assolutamente deciso che non è un fatto rilevante, ha deciso di ammettere, cioè di rivelare al presidente, al futuro presidente forse, al futuro presidente, che alla fine non ha commesso alcun reato e non vi era una condotta maligna. Quindi una parte dei suoi dei desideri dell'attuale presidente, ecco che ne parla anche l'ANSA. Ha archiviato il caso delle carte segrete contro Trump. La giudice Helen Cannon ha archiviato il caso delle carte segrete a Mar-a-Lago a carico di Donald Trump dopo la sentenza sull'immunità della Corte Suprema. Ok, perfetto. Così avete proprio anche la notizia, per completezza, anche la notizia italiana. ANSA che continuiamo con Cecchettin. Il 23 settembre comincia il processo a Turetta. Abbiamo parlato dei femminicidi con Pier Vittorio. Se avete la possibilità di recuperare la puntata di martedì scorso, abbiamo parlato con una grande professionista sui femminicidi e su quanto anche la Lega stia cercando di fare per porre fine a questi delitti, a questa mentalità anche molto negativa purtroppo nei confronti delle donne. Quindi leggiamo assolutamente diciamo uno dei casi principali in questi ultimi anni. Si terrà il 23 settembre prossimo la prima udienza del processo a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin davanti alla Corte d'Assise di Venezia, con il collegio presieduto dal giudice Stefano Manduzio. L'accusa formulata dal PM Andrea Petroni è di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking. Il rito immediato è stato disposto dopo che Turetta, in accordo con il legale di fiducia Giovanni Caruso, ha rinunciato all'udienza preliminare davanti al GUP, che era prevista oggi e mercoledì. Caruso aveva detto che la scelta dell'iter processuale consegue un percorso a un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso e alla volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili, nell'interesse di tutti. Il femminicidio fu commesso l'11 novembre 2023. Nel suo interrogatorio reso davanti ai PM, Turetta raccontò della serata con Giulia Cecchettin in un centro commerciale di Marghera, Venezia, e poi al ritorno il diniego di lei alle richieste di ritornare insieme, la lotta in un parcheggio di Fossò, Venezia, con botte, calci e 75 coltellate. E poi la fuga con il cadavere di Giulia in auto, abbandonato in un bosco vicino al lago di Barcis, in Friuli, finché 8 giorni dopo, in Germania, lo studente di Torreglia fu arrestato. Turetta, che ricorderete, era scappato praticamente dall'Italia ed era difficilissimo rintracciarlo. Veramente nessuno, aveva informazioni su di lui. Turetta è detenuto nel carcere di Verona Montorio dal 25 novembre scorso. Questo, diciamo, più che per la cronaca nera in sé, che è dramma, che è gossip, questo è importantissimo. Diciamo che è stato un caso importantissimo, anche perché purtroppo continua a far vedere continua a mostrare a tutti quanto
una mentalità maschile, troppo possessiva sulle donne sia ancora veramente predominante, anche tra i più giovani. 75 coltellate, questo poi fa anche pensare se un ragazzo che accoltella l'ex fidanzata per 75 coltellate, se questo ragazzo possa poi essere riabilitato, possa essere poi reinserito nella società. Altre notizie, sempre triste, però diciamo non della stessa gravità del delitto precedente. Rapinata del Rolex a Roma la moglie di Chris Cornell. La vedova del cantante dei Soundgarden, colpita con un pugno allo stomaco in centro, indaga la polizia. Il tutto a Via del Corso, nel centro di Roma, tra la folla di turisti e passanti, poco dopo l'ora di pranzo. Vittima della rapina particolarmente violenta Vicky Cornell, la moglie del cantante suicida nel 2017 dei Soundgarden, scusate, e poi Audioslave. Quindi una Roma governata dalla sinistra che ci fa conoscere nel mondo non per le bellezze del Colosseo, o dei fori romani, dei fori imperiali, ma per altre bellissime, bellissime notizie. Il coming out di Ralf Schumacher, il fratello del grandissimo Michael, il figlio sono con te al 100%. Credo sia lui, sì, perché anche lo sport segnato Formula 1. Siamo contenti per Ralf Schumacher che a 49 anni scopre finalmente la sua sessualità. Non è importantissimo, però siamo contenti comunque. Orban ha scritto ai leader dell'Unione Europea sulla prima fase della sua missione di pace. Avete visto Orban in questi giorni che si è mosso tantissimo nello scacchiere internazionale? Orban, presidente della piccolissima Ungheria, in teoria non rilevante, però con un grande lavoro di diplomazia Orban, il presidente dell'Ungheria, sta facendo vedere quanto chiunque con le carte giuste riesca poi a essere un jolly. Palazzo Orban, braccio destro del premier ungherese Viktor Orban, ha detto oggi che il primo ministro ha informato per iscritto i leader del Consiglio europeo sui negoziati, sulle esperienze della prima fase della missione di pace e sulle proposte ungheresi. Se l'Europa vuole la pace e vuole avere un ruolo decisivo nella risoluzione della guerra e nella fine dello spargimento di sangue, deve ora elaborare e attuare un cambiamento di direzione, ha aggiunto in un'intervista alla testata Magyar Nemzet. Non dobbiamo, prosegue, né sopravvalutare né sottovalutare il nostro ruolo. Sappiamo esattamente quali sono i punti di forza del paese e quali no, ma fin dal primo giorno del conflitto siamo stati agenti credibili per la pace, essendo gli unici in grado di negoziare con tutte le parti. Il fatto stesso che questi incontri siano svolti a intervalli di 2 settimane dimostra che l'Ungheria può svolgere un ruolo serio nella mediazione. La maggior parte dei paesi al mondo aspetta anni solo per avere un incontro di questo tipo. Quindi un'Ungheria che giustamente si gonfia il petto. Siamo convinti che l'intero periodo di presidenza dell'Unione Europea del nostro paese debba essere utilizzato in termini politici per creare le condizioni per i negoziati di pace. Se l'Unione non agisce ora, potrebbe non essere in grado di agire in seguito. Ci sono diversi attori della politica internazionale con i quali vale la pena negoziare e incoraggiarli di agire insieme. Quindi siamo di fronte a un Orban che utilizza, diciamo, lo spirito europeo per la pace, per mediare. Si può fare, non si deve essere per forza sugli scudi ogni secondo contro una superpotenza rivale economicamente parlando, ma si può invece pensare magari anche addirittura commerciare insieme, perché non dobbiamo essere succubi, non dobbiamo essere per forza amici solo degli americani, ma noi europei possiamo utilizzare l'Unione Europea per cose serie, non solo per il Green Deal, non solo per le case green. Quindi ringraziamo il grandissimo Orban che ci fa scoprire
nuove modalità di utilizzo dell'Unione Europea. La von der Leyen, intanto, non ci sarà cooperazione strutturale con ECR. Quella di Orban non è una missione di pace, possibile colloquio con la Meloni, quindi una von der Leyen, quindi l'altra Europa che continua come il presidente Biden negli Stati Uniti prima dell'attentato, continua ad alzare i toni. Prosperità, democrazia e sicurezza sono queste tra le priorità che Ursula von der Leyen ha sottolineato nel corso dell'incontro con il gruppo The Left a Strasburgo. Se siamo uniti come Unione Europea possiamo superare montagne, come europei dobbiamo essere uniti. Sono state le parole della Presidente della Commissione designata che sul Green Deal ha rimarcato: dobbiamo tenere la barra dritta sugli obiettivi del 2030 e del 2050 e i cittadini devono capire quanto sia importante che la transizione venga a loro vantaggio. L'ho detto più volte e lo ripeto, non ci sarà una cooperazione strutturale con il gruppo ECR. Lo ha ribadito la von der Leyen rispondendo ad una domanda del Movimento 5 Stelle nel corso della riunione con il gruppo della sinistra all'Eurocamera a Strasburgo. Quella di Viktor Orban non è stata una vera missione di pace, ha detto von der Leyen nel corso dell'incontro con il gruppo The Left, al quale ha sottolineato che nonostante le differenti visioni, il gruppo della sinistra è comunque pro Unione Europea, pro Ucraina e pro Stato di diritto. Von der Leyen in questo contesto ha citato la nascita dei patrioti e del gruppo guidato da AfD e le elezioni americane di novembre. Io sono per un'Europa forte, per una centralità europea, ha spiegato, per una centralità europea bellicosa, praticamente possiamo aggiungere noi. Pro Stato di diritto, vi è bisogno di sottolineare di essere pro Stato di diritto? A voi il giudizio. Un colloquio telefonico tra la von der Leyen e la premier Giorgia Meloni potrebbe avvenire in giornata. Lo fanno sapere fonti europee che ritengono normali i contatti tra le due leader in vista del voto dell'Europarlamento per il bis della tedesca alla guida dell'esecutivo dell'Unione Europea in programma giovedì. Speriamo che vi sia una sorpresa scomoda per la simpaticissima von der Leyen. Andiamo avanti poi con le notizie. Agi. No, ho sbagliato. Attenzione, scusate, momento di difficoltà informatica, ma invece siamo qui su Agi. Il servizio segreto degli Stati Uniti finisce sulla graticola. L'attentatore si trovava a 150 metri di distanza dal suo bersaglio. Le falle nel sistema di protezione di Donald Trump analizzate da esperti. Per questo poi non mi sono espresso durante la puntata. Lasciamo la parola agli esperti per una questione così delicata. L'interrogativo è nella testa e sulla bocca di tutti. Come è potuto succedere? E se lo stanno chiedendo anche nelle stanze di Washington, i responsabili a vari livelli della sicurezza delle più alte personalità americane, a cominciare dal presidente in carica e dai suoi predecessori. Se lo chiedono soprattutto negli uffici del Lincoln Memorial, i vertici dei servizi segreti, responsabili della sicurezza, gli inquilini presenti e passati e persino futuri, visto che vegliano anche sui candidati della Casa Bianca, futuri nel senso che vegliano su Joe Biden e Donald Trump, ovviamente. Gli interrogativi si concentrano sull'ampiezza del perimetro stabilito dai servizi di sicurezza. Mentre il mondo studia attentamente i dettagli dell'evento di ieri, è stato stabilito che l'uomo armato si trovava sul tetto di un edificio vicino, a circa 150 metri da Donald Trump, praticamente dietro casa. Questa è la cosa più sorprendente per me, che un ragazzo sia riuscito a salire su un tetto e a sparare a un ex presidente, ha detto Richard Goldinger, procuratore distrettuale della contea di Butler, Pennsylvania. Avevamo forze dell'ordine in quell'edificio, il che rende ancora più sorprendente il fatto che sia riuscito ad arrivare lassù, ha detto MSNBC, che è una rete televisiva importantissima negli Stati Uniti. Richard Painter, funzionario della Casa Bianca sotto George W. Bush e ora professore di diritto presso l'Università del Minnesota, ha chiesto un'indagine dettagliata su questo grave fallimento della sicurezza. Se c'è un tetto a portata di tiro di un presidente o di un candidato alla presidenza, sono i servizi segreti a dover essere su quel tetto. Hanno mai sentito parlare del Texas Book Depository? Ha aggiunto in riferimento all'edificio da dove Lee Harvey
Oswald sparò a John F. Kennedy nel 1963. E ricorderete assolutamente l'assassinio del presidente mentre salutava la folla in macchina. Ci hanno detto che l'assassino era fuori dal perimetro dei servizi segreti. Che razza di perimetro è quello? Sappiamo che qualsiasi pazzo può facilmente comprare un fucile ad alta potenza negli Stati Uniti, e qui vi è il dibattito sulle armi. Il perimetro deve essere a perdita d'occhio. Qua vi è poi un'immagine suggestiva, andata poi anche su tutti i social dell'FBI, della polizia, che circonda la casa dell'attentatore, la casa della famiglia dell'attentatore, e quindi insomma ancora non hanno scoperto niente nonostante tutte le perquisizioni. Il presidente della Camera americana Mike Johnson ha detto di aver chiamato il segretario per la sicurezza nazionale Alejandro Mayorkas, che è anche aggiungo io, che è anche responsabile purtroppo per l'immigrazione incontrollata che sta avvenendo negli Stati Uniti. Continuiamo con l'articolo. Per fargli alcune domande mirate sull'attentato. La prima è: sono stati utilizzati droni nelle vicinanze? Voglio dire, sarebbe ovvio. Potresti individuare qualcuno sul tetto, ha detto NBC News, altra rete televisiva importante. In un video diffuso venerdì, i servizi segreti si vantavano delle loro capacità tecnologiche. Assurdo, tra l'altro assurdo, sottolineando che al recente vertice NATO a Washington hanno presentato con orgoglio il nuovo membro della sua squadra di sicurezza, un cane robot all'avanguardia chiamato Astro. Pazzesco, cioè sta assumendo, mi spiace dirlo, ovviamente, ma sta assumendo toni comici questa notizia. Tra un po' l'assalitore avrebbe potuto attaccare la vita di Donald Trump con arco e frecce, nel mentre che il cane robot computerizzato con tutta la tecnologia ultimo modello pascolava senza avere né capo né coda. Le critiche tuttavia sono concentrate sui potenziali errori umani. I testimoni hanno raccontato ai media di aver riferito ai servizi di sicurezza di aver visto un uomo armato sul tetto, ma non di essere stati ascoltati. Un ex agente dei servizi segreti, Paul Eckloff, ha difeso la scuola di sicurezza, insistendo sul delicato equilibrio necessario tra le esigenze di protezione dei personaggi pubblici e di consentire che la campagna elettorale si svolga senza ostacoli. Quindi questo praticamente è importantissimo anche per avere un parere di un insider. Insomma, noi parliamo da profani e da esterni. È importante che le persone capiscano che finché non si rivela una minaccia per un tiratore scelto, un uomo su un tetto a 200 metri di distanza non è altro che un uomo sul tetto, ha detto Eckloff a ABC News. Si potrebbe quasi aggiungere che invece di eliminare il ragazzo sul tetto senza che possa commettere alcun reato, perlomeno che venga controllato, no? Se avesse eliminato un civile innocente che stava cercando di ottenere un punto di osservazione migliore su Trump, in questo momento avremmo una conversazione molto diversa. Non è un civile che voleva ottenere un punto di osservazione migliore per Trump. Perché non hanno controllato nella maniera giusta, probabilmente. Sembra sia veramente questa alla fine la chiave di lettura più corretta. Abbiamo visto sull'Ansa la notizia del terremoto dell'Aquila, della sentenza shock, la morte di 7 studenti dovuta alla loro condotta incauta, nonostante le rassicurazioni delle istituzioni. Crooks, il killer della generazione AR-15, il ventenne autore dell'attentato a Donald Trump, imbracciava un fucile che negli USA chiamano America's Rifle, il più amato e temuto, probabilmente anche perché è il più venduto. La passione per le armi si incrocia con una lunga diatriba sul divieto di vendita e con i dati statistici che vedono le stragi in aumento. Quando gli agenti dei servizi segreti sono saliti sul tetto dell'edificio da cui erano partiti i colpi indirizzati a Donald Trump, hanno trovato il corpo disteso a Thomas Matthew Crooks, 20 anni, e un fucile stile AR-15, l'arma da guerra che negli Stati Uniti chiamano America's Rifle, il fucile d'America più amato e temuto.
Crooks, l'ultimo giovane a legare il proprio nome all'ennesima sparatoria, era nato quando negli Stati Uniti è stato reintrodotto sul mercato questo tipo di fucile. Una volta scaduta la messa al bando federale delle armi da guerra, i 20 anni, quindi Crooks, ricordiamo, un ragazzo di 20 anni, è diventato un aspirante killer e la R15 l'arma più famosa d'America. Erano giovani quelli che hanno fatto una strage a Parkland nel 2017 e a Uvalde nel 2022. Tutti imbracciavano un'arma d'assalto. Sono i ragazzi della generazione AR-15. 10 anni era durato il divieto, sancito da una legge firmata il 13 settembre 1994 dall'allora... Ok, buono, canta la messa. Salutiamo il nostro ospite, l'onorevole canta la messa. Grazie per averci raggiunti. Grazie a lei e un saluto agli ascoltatori. Grazie. Allora, oggi volevamo parlare di un importantissimo argomento, un ennesimo caso della Lega che si batte per il Made in Italy, per il piccolo imprenditore italiano. Un'importante questione, quella dell'indagine conoscitiva sull'artigianato alta gamma, quindi per il lusso, no? Sì, diciamo il tutto è nato da una considerazione che spesso sfugge a tutti noi italiani. Le due parole made in nel mondo hanno senso solo se la terza è Italy. Esatto. Made in Belgium, made in Netherlands, made in Spain, con tutto, posso dire, il rispetto che dobbiamo ai nostri cugini degli altri paesi europei, non ha un valore aggiunto. Made in Italy, secondo gli studi di settore, è tra i primi 10 brand al mondo. C'era uno studio di KPMG che lo dava addirittura al terzo posto dopo Mastercard e Coca-Cola. E il vero Made in Italy, al di là delle grandi griffe che rappresentano motivo d'orgoglio, ma ormai spesso sono in mano alle multinazionali o producono fuori, il vero Made in Italy è l'eccellenza del lavoro fatto con le mani dai nostri artigiani. Penso alle vetrine di Murano, penso ai presepi che si fanno a Napoli, penso alle pelletterie fiorentine, penso a Vicenza per quel che riguarda gli orafi. E a differenza di tutti gli altri marchi che generano miliardi e miliardi di dollari di utile, spesso il vero Made in Italy, che è quell'unicità di quei prodotti fatti, ognuno unico perché fatto con le mani, è fatto da aziende che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Per cui, partendo da questo presupposto, ho chiesto come capogruppo in Commissione Lega alla nona Commissione in Senato, quindi che riguarda l'industria del commercio e l'artigianato, un affare assegnato che è un'indagine conoscitiva. Quindi andremo ad audire tutte le associazioni, quindi penso a quelle che ho detto, la Fattoria Napoletana, i falegnami, voglio dire, delle varie regioni che producono le eccellenze come sulla falegname da su misura, per dire cosa potrebbe fare lo Stato, quali sono le difficoltà che, nonostante il valore del prodotto che proponi e che vai a vendere, non riesci a sfondare sui mercati internazionali. I problemi alla fine sono la digitalizzazione, l'internazionalizzazione, perché per partecipare a una fiera a Hong Kong piuttosto che a Sydney, a New York, sono società piccole e non hanno grandi capitali per investire, e su questo proveremo a dare delle risposte da un punto di vista legislativo. Aggiungo per esempio che mi ha dato l'ok a partecipare, perché attenti anche alla vendita dei prodotti artigianati d'artigianato alta gamma, anche Amazon parteciperà per esempio a queste audizioni per dire quanto sta crescendo l'attenzione su quello che è veramente l'eccellenza italiana. E poi, partendo anche da un altro spunto, è passata l'anno scorso a livello europeo l'IGT nell'artigianato. Quindi analogamente all'agroalimentare, dove esiste il prodotto, il provolone IGT, il vino IGT, piuttosto che la carne e quant'altro, anche nell'artigianato possiamo fare dei disciplinari per tutelare l'unicità di quelle zone che hanno in comune una tradizione centenaria, secolare, su quelle capacità che si passano di padre in figlio, cercando poi soprattutto di far tornare la voglia ai nostri figli di ritornare a quei lavori
dei quali forse abbiamo perso un po' il concetto del valore. Quindi è un inizio di un'avventura che è storia, è cultura, ma è anche PIL e orgoglio nazionale. Grazie anche per questa esposizione chiarissima. Io per esempio vi dico a lei e anche ai radioascoltatori, no, della mia esperienza personale che ho fatto negli Stati Uniti, vi sono tantissimi prodotti, questo magari molti non hanno presente, ci sono tantissimi prodotti che con un nome fittizio italiano riescono a fatturare miliardi, come dice lei, quindi miliardi che non ritornano, che non entrano nel mercato italiano, miliardi che volano via. L'Italian Sounding, quindi proprio approfittare del nome italiano, a livello mondiale costa all'Italia tra i 90 e i 110 miliardi di euro ogni anno, e riguarda l'agroalimentare, ma riguarda anche, voglio dire, i negozi che vendono camicie italiane, che si chiama camisa italiana e magari sono di tutt'altra parte del mondo, e quindi sicuramente l'opportunità dell'IGT ci tutelerà di più, ma soprattutto dobbiamo dare una mano a chi produce eccellenza e non ha i numeri per poter affrontare i mercati esteri, cercare di fare un qualche cosa. Esistono già delle braccia operative dello Stato, penso a SACE, penso a Invitalia, penso a Simest, però spesso queste società, soprattutto quelle per l'internazionalizzazione, aiutano le grandissime aziende, quindi eccellenze italiane, penso a Fincantieri, penso a Leonardo, penso a Eni, penso a Enel, però all'Orafo Bravo di Vicenza, al vetraio di Murano, al sarto napoletano che cuce la giacca maschile, che è un unicum al mondo, abbiamo la possibilità come Stato di dare una mano e dire: io ti accompagno, perché a te spetta produrre ricchezza, non è lo Stato che deve produrre ricchezza, ma io come Stato ti do una mano a portare quei tuoi prodotti unici che il mondo invidia in giro per il mondo. Sia in modo digitale sia in modo fisico, quindi stiamo iniziando a ragionare, chiameremo anche le strutture tipo, ripeto, SACE, Simest, Dice, che sono le tre società con le quali le imprese italiane si approcciano ai mercati esteri, per cercare di aiutare le piccole aziende che producono eccellenza ad andare all'estero e conquistare giustamente i mercati, perché poi il tutto mi è nato sentendo, voglio dire, la storia di vari sarti napoletani che, industriandosi, andando ad Hong Kong, andando a Tokyo, andando a Kuala Lumpur, hanno iniziato a lavorare, e da che avevano, voglio dire, la bottega come sarto con 2 o 3 persone a lavorare, magari spesso uno di famiglia, sono arrivati ad avere in realtà con 25-30 dipendenti. Perché? Perché le capacità imprenditoriali, ma specifiche nell'artigianato, della manualità, della creazione di prodotti singoli, ripeto, potremmo parlarne per ore su quanti prodotti, perché sono figli della nostra tradizione, e quindi voglio dire, a Vicenza ci sono delle tradizioni, a Venezia ce ne sono delle altre, a Mantova ce ne sono altre, a Varese ce ne sono altre. Quali sono queste eccellenze, spesso di realtà piccole, che se avessero la possibilità potrebbero veramente affrontare e sconfiggere l'Italian Sounding? Perché come lo sconfiggiamo l'Italian Sounding? Sicuramente andando a reprimere chi in malafede sfrutta i nomi italiani, ma soprattutto facendo arrivare la differenza, perché se c'è quello che vende il vetro di Murano e lo chiama Morano, e a fianco ci sarà finalmente un artigiano veneziano che venderà il prodotto originale, io penso che lì vinciamo 2 volte. 1, perché non ci sarà più l'Italian Sounding; 2, perché magari quell'artigiano che oggi pensava di chiudere, tra qualche anno non solo non avrà chiuso, ma avrà fatto venire la voglia al figlio di fare il lavoro che faceva lui, e magari cresceranno anche come numero di dipendenti. Grazie veramente. Un intervento veramente chiarissimo, penso che siate tutti d'accordo. Finalmente, quindi, una difesa seria delle nostre tradizioni, finalmente una difesa dei nostri lavori, finalmente una difesa del piccolo italiano, che piccolo nella mente non è. Purtroppo Bravo. questi imprenditori esteri sono grandi, ma economicamente parlando.
Quindi grazie veramente per questa indagine, per questo intervento in Parlamento. Grazie a lei, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie ancora, buona serata. E niente, quindi avete ascoltato questo intervento, secondo me è veramente interessantissimo. E oramai siamo in chiusura, mi stanno per cacciare dalla sede perché ormai sono le 7:40. Io vi ringrazio per avermi seguito, per tutti gli interventi interessantissimi, per ogni spunto, per ogni messaggio, per ogni chiamata. Grazie ancora. Vi aspetto personalmente il lunedì prossimo, la mattina con Teleradio dell'America, ma vi aspetta la radio domani con la rassegna stampa, e lo stesso programma Filo Diretto sarà domani condotto dal grandissimo Pier Vittorio. Grazie ancora.